Governatore Fedriga, doppio appuntamento oggi a Gemona, inaugurato l'hub vaccinale ma anche ricordato il sisma del 76. Penso che sia anche una data importante anche per presentare l'hub vaccinale di Gemona. Gemona ha saputo, come tutto il Friuli, rialzarsi dal terremoto con le proprie forze e ha rappresentato non soltanto un dramma il terremoto, ma anche la capacità di rinascita che hanno dimostrato i cittadini di questa terra. E spero che proprio il simbolo anche dell'hub vaccinale possa rappresentare la rinascita post-pandemia. E quindi questa importante iniziativa di Gemona, dove moltissimi sanitari, volontari si sono messi a disposizione della nostra gente, della nostra popolazione, è sicuramente un passo importante per andare verso una campagna vaccinale sempre più massiva e che possa portarci il prima possibile fuori da questa crisi e pensare a riprogettare il futuro. Generale Figliuolo, la sua visita oggi ha riguardato la campagna vaccinale ma anche un'imminente ricorrenza, quella del sisma del 76. Sì, è una ricorrenza importante, il 6 maggio del 76, quando a seguito di un violento terremoto di 6,5 gradi della scala Richter persero la vita 989 persone, una tragedia immane che ha colpito fortemente il Friuli e l'area di Gemone. 370 vittime, 29 qui in questa caserma fra artiglieri da montagna, genieri alpini, autieri, anche una vittima straniera, un capitano canadese delle forze armate canadesi. È importante questa ricorrenza e ho voluto ricordare anche prima la motivazione della medaglia d'oro al merito civile quando si parla della grande dignità, dello spirito di sacrificio, della forza di questa popolazione che è stata così forte, così brava da mettere subito i prodromi per una rinascita e ha saputo ricostruire non solo il tessuto abitativo ma anche il tessuto sociale, morale ed economico, e questo è il senso oggi della campagna vaccinale. Assessore Zilli, oggi è stato un momento importante per Gemona e con la presenza del commissario straordinario Figliuolo si è ricordato anche il sisma del 76. Sì, un momento importante per l'inaugurazione dell'hub vaccinale di Gemona che appunto viene aperto alla popolazione in un periodo molto sentito per noi, il 45esimo del sisma del 76 che devastò il Friuli ma che segnò anche la grande ripartenza, una ripartenza che oggi viene ricercata e trova le sue radici nella grande solidarietà, nella grande forza dei volontari che aiutano e che continuano a seguire questa fase di rinascita che ci meritiamo tutti dal coronavirus. Più di tutto